Partiamo da un libro del dottor Gembé, I Cowboys dell'anima, metodo pratico di improvvisazione per banjo a orecchio. Banjo o banjo, perché qui ho capito che bisogna stare attenti. Banjo, banjo, binjo. Sì. Binjo, banjo, No, binjo è una cosa Molte napoletana scuse che non ma si può non dire. venjo. C'era una canzone, binjo, banjo, banjo. Sì, sì, no, ma anche banjo però è meglio non eliminare, perché Neanche banjo. dov'è il banjo, diceva un amico mio sempre, è perché suonava la chitarra. Cioè al sud la musica americana non se ne può proprio parlare. Gli scappava di suonare, Il jazz- diceva sempre dov'è il Dov'è il banjo. banjo, ho capito. E poi c'è tutta l'aneddotica dei musicisti napoletani. Se vuoi sentirne ultima di cosa, c'è il maestro Esposito che dice un suo musicista orchestrale, dice: guarda, mi serve un violinista, vallo a trovare in galleria. Telefona il collega, dice: maestro, ho trovato il violinista qui in galleria, eccetera eccetera, suona pure la tromba. Dice: bravo, come suona la tromba? Una chiavica. Dice: ma è un violino? Meglio la tromba.